Vedere Chantal è stato durissimo, perché dopo essere stati avvisati al mattino, la telefonata è stata: abbiamo trovato Chantal, vienila a prendere, come se fosse un pacco. La bambina è stata segregata in casa per 12 anni e mezzo, non è mai uscita di casa e si vede che è una bambina che è psicologicamente devastata. 13 lunghissimi anni senza mai smettere di cercare la sua piccola Chantal. Il padovano Andrea Tonello, dopo tanti anni, ha ritrovato la figlia che a pochi mesi gli era stata portata via dalla madre, portata in Ungheria, paese d'origine della donna, e poi svanita nel nulla. Chantal oggi ha quasi 14 anni. La madre, Claudia Ildico Sallai, è stata arrestata perché dal 2023 è destinataria di un mandato di arresto europeo. Ora per padre e figlia inizia un lungo percorso di costruzione. La situazione è estremamente delicata. La bambina mi guardava come se vedesse l'orco cattivo. È stata una regia diabolica perché lei sapeva tutto di me. Chantal sa che sono Andrea Tonello, che è una bambina, sa anche la razza del cane che ho qui a Padova, dei cani, nel senso che la madre le ha dato accesso in sua presenza a Facebook, spiegandole però con la sua chiave di lettura che io sono l'orco cattivo che le impedisce di avere una vita regolare, di poter uscire, e questo si è perpetrato per 12 anni. La bambina non è mai uscita di casa, non si è mai mangiata un gelato, come ha avuto un amico. Quindi mi guardava con orrore, questo mi ha devastato. Per come mi guardava, mi ha devastato vederla in questo stato, perché la bambina sembrava un pulcino bagnato in un angolo, era così, voleva sparire. Andrea Tonello, insieme alla sua legale, è corso in Ungheria e ha incontrato la bambina durante 3 colloqui protetti. Ha portato a Chantal un cagnolino, dei libri e le ha fatto una tessera per potersi comprare per la prima volta dei vestiti. Io non farò mai niente, perché lei, se faccio un passo in avanti ne fa 2 indietro. Ho detto: quando vorrai sai che uno è una sorella che non vede l'ora di conoscerti, e ha voluto vedere la foto della sorella. Questo è stato un bel segno di apertura. Non mi ha sorriso, chissà se mai lo farà. Adesso dobbiamo pianificare tutto. Non è stata scolarizzata. Chantal non parla italiano, non ha ricordi del padre, o meglio ha solo i racconti distorti fatti dalla madre, che dal 2012, dopo una visita ai parenti in Ungheria, non è più tornata in Italia, facendo perdere le sue tracce. Tonello in questi anni ha ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia, ma al momento Chantal è rimasta in Ungheria vista la condizione molto delicata, ma per lei ora c'è l'opportunità di una nuova vita libera. Lei ha bisogno di vivere serenamente e liberamente in questo contesto. La cosa migliore, l'unico che rischia sono io, che lei rientri sempre in quel circolo vizioso, però è una chance anche per la nonna. Cioè, adesso fermiamo tutto, la bambina può andare in piazza a mangiare un gelato, che per lei è un segno di libertà.